Nel veneziano l'affluenza è regolare, non abbiamo code, si può fare anche l'ISE immediatamente, quindi non abbiamo delle code particolari e abbiamo accumulato circa 1500 appuntamenti tra reddito di cittadinanza e pensioni di cittadinanza. Ad una settimana circa dall'entrata in vigore del reddito di cittadinanza, la tendenza nel veneziano è chiara. Diversamente dalle previsioni, l'assalto per presentare le domande non c'è stato. Devo dire che noi pensavamo anche una ressa meno ordinata e quindi eravamo pronti anche a numeri più alti, tant'è che complessivamente abbiamo assunto una cinquantina di persone, dunque eravamo pronti anche all'assalto, però insomma le persone sono molto ordinate. Quello della provincia di Venezia è comunque un dato piuttosto basso rispetto a quanto è accaduto nel resto della regione. Nel Veneto la provincia che ha più richieste è stata Padova ed è ancora Padova con numeri alti di richieste di appuntamento. Siamo a circa 4.800 domande complessivamente accumulate fino ad oggi e le altre province sono un po' più basse come numero, siamo su una media di 2.000-2.500 appuntamenti a provincia. Si tratti di Venezia o del Veneto, ciò che appare chiaro è che in ogni caso per il reddito di cittadinanza non ci saranno né code né tantomeno resse. Secondo me resterà così per tutto il mese e per la prima quindicina di aprile, poi andrà a calare verso la fine di aprile-maggio.